Ich will dich, ich will dich. Ich will nur dich, ich will dich. Ich will nur dich, ich will dich. Ich will nur... La formazione locale del Super Volley Piombino, in divisa nera, allenata da Pier Leonardo Zoppellaro, è in campo col capitano Lisa Volpato alzatrice, Alessia Segalina opposto, Ilaria Zanini e Martina Pivato schiacciatrici, Marida Porcellato e Chiara Brazzalotto centrali, Maddalisa Livieri libero. Le ospiti del Costruzioni Susanna Sandonà, in maglia biancazzurra, guidate da Cristina D'Avanzo, schierano Giulia Carraro alzatrice, Lucia Giudice opposto, il capitano Eleonora Di Fonzo e Beatrice Filippin schiacciatrici, Isotta Rigoni ed Eleonora Furlan centrali, Veronica Giacomel libero. L'avvio decisamente problematico della ricezione veneziana agevola la repentina fuga del Piombino, che si porta sull'8-3, quindi sul 14-5, sostenuto dall'ottimo lavoro di muro e difesa e dalle conclusioni vincenti a ripetizione di Alessia Segalina e Martina Pivato. Cristina D'Avanzo fa entrare la banda Silvia Montagnier al posto della fallosa Filippin, ma le giovani del Sandonà non danno segni di reazione, stordite dalle arrembanti azioni offensive del Super Volley. Servizio aggressivo, buona correlazione muro-difesa, contrattacchi efficaci giocati con sagacia tattica dalle esperte Segalina, Zanini e Porcellato compongono il mix vincente del Piombino, che domina la prima frazione gestendo agevolmente la fase di cambio palla con Zanini e Segalina, conquistando il primo parziale con un perentorio 25-11. Nel Sandonà, la giovanissima banda numero 16, Silvia Montagnier, è confermata al posto della Filippin, mentre la centrale Anna Laura Groppo subentra a Isotta Rigoni. Le biancazzurre si sbloccano, appoggiando l'attacco prevalentemente su Eleonora Di Fonzo. Il Piombino risponde colpo su colpo con la Segalina, a segno alternando potenti schiacciate a intelligenti tocchi d'astuzia. Il sestetto di casa mantiene un ottimo standard in ricezione e in difesa grazie alla sicurezza in seconda linea garantita da Pivato e Livieri e ai salvataggi di Lisa Volpato. Le ragazze di Cristina D'Avanzo oppongono una buona resistenza fin sul 16-14, poi sono costrette a subire il deciso allungo del Super Volley, in virtù delle azioni vincenti di Porcellato e Brazzalotto. Proprio la giovane centrale numero 7 mette a terra su primo tempo il pallone del 21-15. Un attacco errato del Sandonà, un ace della Volpato e il punto sul contrattacco della Zanini chiudono il secondo set sul 25-15 per il Piombino. La terza frazione vede per la prima volta il Piombino in difficoltà a causa dell'efficace battuta in salto float di Silvia Montagnier. La più giovane delle veneziane, appena 14enne, mette a segno 3 servizi vincenti che danno il là al break di 5 punti delle ospiti, avanti sul 9-4. Restiamo ferme su loro battute in salto, è una palla che comunque va dopo i 6 metri. O la chiudono, ci cade sui piedi, se no è una palla che va lunga. È stata brava prima che è riuscita a prendere la linea. Basta, chiuso. Palla alta, apriamo le mani e la giochiamo in palleggio, come abbiamo fatto fino adesso. Stop! Non ci sono altre cose da fare. L'intervento di coach Zoppellaro non ferma l'avanzata del Sandonà, che allunga sul 12-5, complici le indecisioni in ricezione sommate ad altre infrazioni delle padovane. Nel Piombino scatta qualcosa e si riaccende la luce. Il muro ricomincia a funzionare. La difesa non fa più cadere il pallone. Segalina e Zanini tornano a menar gran colpi in contrattacco. Chiara Brazzalotto, quasi impeccabile, è l'arma in più del Super Volley, che raggiunge le biancazzurre sul 16 pari. L'alzatrice Sara Fior subentra alla Volpato. 2 gravi errori in attacco del Sandonà regalano alle locali un prezioso mini break di vantaggio sul 22-20. Il mani fuori dell'ottima Segalina e il muro vincente della Porcellato danno quindi il successo al Piombino. Non è stata di certo una bella partita, siamo partite spente, senza animo in campo. Purtroppo ci siamo resi conto alla fine del terzo set e abbiamo fatto molto bene il terzo set, però non è bastato. Non ci alleniamo mai insieme, tante di noi fanno parte della Serie B e alcune invece della Serie C e Prima Divisione, quindi non siamo molto unite in campo, però dobbiamo far meglio. Gli avversari hanno sbagliato parecchio questa sera, comunque siamo riusciti soprattutto il primo e il secondo set a
non far fare loro il proprio gioco e a giocare abbastanza veloce difendendo i loro attacchi, per cui abbiamo vinto con un margine abbastanza ampio. Il terzo set abbiamo avuto delle difficoltà in più, ma fortunatamente siamo riusciti a chiudere la partita senza allungarla, che per noi sarebbe stato comunque un problema, una difficoltà in più visti i risultati delle ultime partite. Portare a casa 3 punti con una squadra buona e comunque un giovanile così alto e promettente è sempre un buon risultato. Ora pensiamo a sabato prossimo, c'è un'altra sfida, il girone A quest'anno è veramente tosto, ogni sabato non si sa mai chi trovi dall'altra parte del campo e soprattutto i risultati delle altre squadre, non ci sono mai risultati netti, non c'è ancora una squadra materasso, sono comunque tutte squadre che lottano e che vogliono dare la loro in questa stagione. Stasera siamo riusciti a recuperare un po' di spirito, di competitività, siamo riusciti ad impostare abbastanza bene la nostra battuta, abbiamo ricevuto discretamente e siamo riusciti a sviluppare abbastanza bene il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana. Partita importante per noi perché venivamo da 2 sconfitte consecutive, tra l'altro giocato abbastanza male. Stasera siamo riusciti un po' a correggere le impostazioni che avevamo un po' approssimative, ci abbiamo messo un po' di grinta e siamo riusciti a venirne a capo. Finalmente questa vittoria ci voleva per tirarsi sul morale, ci voleva per smuovere la classifica che stava andando un po' male. Penso che abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato abbastanza bene, però anche le avversarie mi sono piaciute perché è una squadra giovane, una squadra che tira, che va un bel gioco, diciamo, ecco. Comunque tutto sommato non è andata male, tutto sommato stiamo recuperando ragazze e penso che faremo ancora un buon campionato.